Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio. Iniziamo come sempre con l'anteprima, la nostra trasmissione di oggi pomeriggio che abbiamo presentato, il nostro punto. Oggi diciamo in maniera del tutto singolare, lo facciamo raramente, con una puntata mono ospite, perché l'ospite che abbiamo oggi, che sto per presentarvi, è un ospite col quale possiamo spaziare ovviamente di tutto, tra l'altro molto sentito, un ospite che diciamo, rompe il silenzio dopo tanto tempo, dopo tanti anni, e certamente avrà qualcosa da raccontare. Ve lo presento, il presidente Nino Pulvirenti, ex presidente del Catania, ex presidente di Winget, presidente un po' come onorevole, no? Sì, diciamo no. Oggi non è presidente, no, oggi no. Assolutamente. Cos'è oggi? Niente, un libero cittadino. Un libero cittadino. Quindi insomma, con Pulvirenti ovviamente parleremo ovviamente della Winget, che è il suo gioiellino in qualche modo, insieme all'altro gioiellino che per anni è stato il Calcio Catania. E cambieremo ovviamente e cercheremo anche di capire il fenomeno Winget, raccontato anche a distanza di anni, perché no, Presidente, insomma, guardandole a distanza le cose assumono anche un altro aspetto, assumono altri contorni e si definiscono un po' anche quelli che all'inizio sembravano dei particolari, come dire, che in qualche modo avevano fatto solo il danno di un intero territorio. Presidente. Danno intero territorio è una parola grossa. No, era stato detto, diciamo, questo, era sì, in qualche modo. No? Alla fine poi si dice questo, però l'impatto sul sociale che ha avuto la compagnia aerea credo che non abbia uguali. Tutte le altre imprese che sono state fatte in Sicilia, nessuna ha dato quello che ha dato la compagnia aerea a questo territorio, e oggi lo vediamo per quello che succede tutti i giorni. Per quello che succede, e di oggi ovviamente, anzi di ieri per la precisione, l'iniziativa del Presidente della Regione Renato Schifani, la nuova iniziativa del Presidente Schifani sul caro voli. Quando c'era Winget, insomma, non si parlava di caro voli. Fermiamoci qui perché abbiamo tante cose da dire, ovviamente abbiamo tanti dati da presentare ai nostri telespettatori. Lei conosce Totò Calì? No. Io lo presento, però se è collegato glielo presento, perché Totò Calì è il vignettista del quotidiano La Sicilia, no? Lui sempre racconta ogni giorno, come sempre, le cose che succedono. Allora, siccome fa parte della nostra trasmissione e racconta quello che racconta la nostra trasmissione, io ho chiesto a Totò, però non so se c'è, la regia dovrebbe darmi un conforto su questo, anche perché non ho bassa frequenza. Diciamo, vabbè, a Totò gli facciamo raccontare adesso, sento qualche rumorino in sottofondo. Allora, non c'è Totò Calì, glielo faccio raccontare dopo. Allora, però prima di mandare la sigla, Presidente, della nostra trasmissione, oggi abbiamo aperto anche una linea, perché ovviamente diciamo, una linea WhatsApp con i nostri telespettatori. Faccia la faccia, potete inquadrare, guarda, abbiamo aperto una linea WhatsApp con i nostri telespettatori. Al vostro buon cuore. Al nostro buon cuore. Filtriamo ovviamente e leggiamo quello che si può leggere. Sa perché? Perché quando abbiamo fatto un annuncio di questa trasmissione, ovviamente, lei può immaginare insomma, che cosa è successo. In egual misura, contro e a favore, certo, Pulvirenti. Quindi insomma abbiamo deciso che in qualche modo anche Pulvirenti può rispondere di parole sue, anche alla gente insomma, che in qualche modo, a partire dai tifosi, no, Pulvirenti, che l'hanno esaltata, l'hanno sannata e poi a un certo punto come dire, l'hanno trattata un po' male. Quindi questo è il menù della nostra trasmissione. Allora sigla, oggi il punto con Nino Pulvirenti e tanti altri ospiti, quindi insomma partiamo subito con la sigla. Iniziamo, allora, Presidente Pulvirenti, oggi ospite della trasmissione Il Punto, perché, Presidente, abbiamo scelto di invitarla qui. Che sta facendo adesso? Questa è una curiosità mia. Collaboro con delle aziende, ma nulla di particolarmente impegnativo. Faccio le cose che mi piacciono fare, no, preferirei non dirlo che sono aziende. Perché sennò poi... No, ma voglio dire, cerco di fare le cose che mi piace fare, come ho sempre fatto nella mia vita. E quindi se c'è una cosa che mi crea interesse, collaboro, posso farla anche direttamente, però non in questo momento. A fare l'imprenditore, che è quello che sempre continuo a fare l'imprenditore, però su cose particolari, come ho sempre fatto. Perché se guardiamo indietro, partiamo dai discount, no? Inizio io a farli in Sicilia nel 1994, non c'erano.
poi continuiamo con la compagnia aerea, parliamo anche del Catania. E tutto questo, mi piace fare delle Gli cose. alberghi, insomma c'era un Mi mondo, piace no? fare Il turismo. sul turismo anche là credo di aver lasciato il segno a Taormina, e poi se vuoi apriamo anche questa piccola parentesi. Yeah. Quindi faccio cose che mi piace fare, mi debbono un po' entusiasmare, se no non le faccio. Sono stato sempre così. Ho avuto successo in tante iniziative che ho fatto e poi ho pagato come capita spesso a chi ha successo, poi capita di cadere, io sono caduto e quindi oggi sono qua. È seduto, Giovanni, non è è seduto. Allora, 342 745 5005, se volete potete mandarci i vostri messaggi. Presidente, noi abbiamo preparato una copertina, come facciamo sempre, per introdurre i temi della nostra trasmissione. Ovviamente la copertina è dedicata a Nino Pulvirenti, poi entriamo nella discussione e diamo anche il benvenuto anche agli ospiti che ci accompagneranno nel racconto di questa puntata di oggi. La copertina curata da Ottavio Longo. Questa è la copertina. Bella, diciamo che racchiude in brevi istanti 55 secondi per un po' tutta la storia, insomma, di quello che è stato. Anni, Presidente? Ma devi parlare 30 anni, 25 anni sicuro. 25 anni di imprenditoria a Catania. Allora do il benvenuto al collega Concetto Mannisi del quotidiano La Sicilia, che ci aiuterà a ripercorrere anche le tappe di questa carriera, di questa impresa, anzi di queste imprese che Pulvirenti ha portato avanti. Do il benvenuto anche, e dovremmo averlo collegato, al collega Gioacchino Amato della Repubblica, che in questo momento non c'è, insomma abbiamo tutti i collegamenti spenti in questo momento, però va bene così. E cominciano ad arrivare i messaggi. Allora Presidente, da dove cominciamo? Cominciamo dall'inizio e dalla fine. Ma io partirei dall'inizio, no? Poi alla fine ci arriviamo dopo. Il dolce, cominciamo col dolce. Cominciamo col dolce e poi alla fine ci prendiamo l'amaro. Cominciamo col dolce. Allora, intanto, l'ha detto lei in premessa, io ho cominciato da solo, ho fatto quello che mi è sempre piaciuto fare. Cominciamo allora da questa catena di supermercati che poi è stato il là, no? Tutta una serie di attività imprenditoriali. Lei in effetti poi è stato il primo a capire che si potevano fare tanti punti vendita, tutti collegati alla Sicilia, fino a fuori dalla Sicilia. Li facciamo anche a Roma, a Napoli, poi quelle attività vengono cedute e ci concentriamo solo sulla Sicilia. Quella diciamo è stata la base di partenza. Io già avevo un'esperienza nei supermercati e poi l'ho affinata attraverso la creazione di questa società, che abbiamo sviluppato il concetto del discount, che ancora all'epoca, nel 94, non c'erano. Io ricordo che il primo che era un Lidl che ho visto in provincia di Verona, ma qua in Sicilia non ce n'erano. Iniziai da là, poi diciamo da là e poi è nato tutto il resto, è nata Finaria, è nata tutta la galassia, se vogliamo. Oggi non c'è più, oggi voi vendavate, insomma, voi, diciamo, il core business, si dice così, era mettere insieme, no, i prodotti siciliani, insomma, comunque una rete di prodotti siciliani. Sì, non solo siciliani, era prodotti a basso prezzo, non di marca, che andavano venduti, diciamo, senza fronzoli, no? Con poco personale, insomma era tutta una filosofia che ancora oggi c'è, anche se ora è stata un po' modificata e i discount di oggi assomigliano più a un supermercato, però diciamo la filosofia è sempre quella: prezzo basso, pochi servizi e locale minimal, no? Questo diciamo è stato sempre il concetto. Da lì inizia tutta la storia, inizia poi creo la holding, che è Finaria, e iniziamo diciamo
dalla compagnia aerea. Se vuoi iniziamo da qua, perché voi cominciamo da là, perché poi si arriva alla compagnia aerea. Diciamo, nonostante ci sono state già... altre cose, ma non sono, diciamo, eclatanti come potrebbe essere quella della compagnia aerea. Ma come funziona? Sono detersivi. Sì, detersivi che purtroppo sono finiti male perché ci hanno bruciato la fabbrica a Gela, abbiamo subito un attentato e ci hanno, insomma, bruciato la fabbrica, poi io ho smesso, non l'ho fatta più, non l'ho più continuato. Parte il discorso, ma questo è legato al discorso dei supermercati. Mi viene l'idea perché nel 1996 credo nasce il Sicilia, no? Parto un po' da dietro perché se vogliamo un attimino legare i momenti partiamo da qua. La prima vera low cost, credo in Europa, no? È stata fatta in Sicilia da un personaggio che conosciamo tutti, che è Luigi Crispino. Luigi Crispino. Nel 1996 si mette in testa di esistere e c'era il monopolio dall'Italia. Anche all'epoca volare era un lusso, cioè l'aereo lo potevano prendere solo chi stava bene. Perché costava era una tratta, diciamo, Catania-Milano, si spendevano non meno di 700.000 lire, 700-800.000 lire. Non era accessibile a tutti. Luigi si mette in testa di fare in Sicilia con tutta una serie di problematiche che gli si creano contro perché va a rompere un monopolio. Arriva fino ad avere, mi pare, 5 o 6 aerei, fa tratte diverse e poi nel 2002, diciamo, di fatto chiude l'azienda, cessa l'attività per una serie di situazioni che si vengono a creare. Io che sono stato sempre curioso, no? Vedevo che partiva Ryanair già in Europa e spesso cercavo di prendere questi voli anche se ancora su Catania non c'erano, per cercare di capire come funzionava questo discorso del prezzo basso. A un certo punto mi viene in mente di andare a trovare a Luigi. Guarda, questo la racconto perché è un aneddoto bello. Vado a trovare Luigi a casa, io lo conoscevo da tanto tempo, e disse: dottore, sai, ci davamo ancora di lei, io vorrei fare la compagnia aerea. Lui mi ascolta parlare in silenzio, io gli spiego cosa voglio fare, la compagnia aerea, tutta una serie di cose. Lui mi guarda e mi fa: ce li hai 10 milioni? E gli ha risposto sì, perché io ho detto sì, mi sembra questa domanda, c'è 10 milioni. Dice: bene, allora se me ne dai 2 te ne faccio risparmiare 8. Ma che ci sta, dottore, scusami, come? Se me ne dai 2 fai risparmiare 8? Cioè, qual è il... Non capivo il nesso, no? E lui mi guardava e io vedeva che io non capivo. Dice: sai perché te ne faccio risparmiare 8? Perché ti convincerò a non farla. Cioè, stai attento, no? Quindi se io gli davo i 2 milioni lui mi convinceva a non fare la compagnia. Se l'avesse ascoltato probabilmente la mia vita imprenditoriale sarebbe cambiata. Ci pensa, no? Ecco, iniziamo da questo discorso qua. Allora Presidente, un attimo, però cerchiamo anche, potremmo parlare, diciamo, per 10 anni ovviamente della Winjet. Questo ci stavo perché dovevo raccontarti com'è nata la giustissimo, però io vorrei capire una cosa. Lei, guardi, abbiamo preparato una grafica dove c'è proprio la parabola della Winjet, perché ci sono dei punti salienti in questo racconto della Winjet, una parabola che abbiamo messo in grafica, eccola qua, questo è i momenti, diciamo, fondamentali. Vediamo se anche lei si riconosce. Io chiedo anche alla regia di metterli qua nel LED wall, così possiamo leggerli tutti. Li può leggere anche Concetto Mannisi, che è qui con noi, il 18 giugno del 2003. Quindi lei non crede a Luigi Crispino? No. Non gli dà i 2 milioni di euro? No, ma anzi in qualche modo lo coinvolgo nell'operazione. E lo coinvolge, perché voi eravate, come dire, i motori di questa compagnia aerea. 18 giugno 2003, parte il primo volo Catania-Roma con 142 passeggeri che dalla Sicilia volavano con una compagnia di imprenditori locali verso altre mete. E questo è il primo volo, lei se lo ricorda, no? Questo primo volo? Era a bordo? Certo. No, a bordo non c'ero, però me lo ricordo perfettamente. Che ha fatto? Credo che c'erano i playoff della Cireale, se non vado in quel frangente. Noi eravamo in C2 per andare in C1, una cosa di questo genere. Quindi diciamo ero più dedicato un po' all'aspetto calcistico in quel momento. Lei più che Crispino secondo me dovrebbe...
così guardare meglio la parabola calcistica, per poi probabilmente è quella che un pochettino. 10 maggio, 1 milione di passeggeri. Ti sorprenderò che non è così. Un anno dopo, 1 milione di passeggeri, ma nemmeno un anno dopo, meno di un anno. 2 milioni e 200.000 passeggeri a 3 anni dalla nascita, prima low cost a 5 anni. Questi sono numeri, diciamo, da grandissima impresa, fatturati milionari. Da lì che cosa è successo? Cioè, eravate diventati forse troppo grandi a un certo punto, allora, inaspettatamente. Eravamo diventati troppo grandi e non era più sostenibile da parte mia, diciamo, la struttura, perché poi, voglio dire, i competitor chi erano? Alitalia, Ryanair, cioè stiamo parlando l'Alitalia dei famosi patriotti, come si chiama, eroi della patria, quelle là a cui Berlusconi cedette l'Alitalia, no? Perché questa storia di WinJet si lega alla storia dell'Italia in qualche modo, ci siamo? Spiego, a un certo punto nel 2011, siamo verso settembre, io decido di quotare la società in borsa perché dovevamo migliorare la flotta, fare altri investimenti, io da solo non ce la potevo fare, mi rivolgo al mercato, così come fanno tanti, vado 2 volte a Milano a esporre il progetto alla Borsa di Milano. Questa cosa si viene a sapere negli ambienti, diciamo, imprenditoriali, e vengo contattato da Mediobanca e da Alitalia. Mediobanca perché voleva occuparsi loro della quotazione, tutta un'altra serie di trovare soci, e Alitalia perché voleva acquisire la compagnia aerea. Mi incontro, diciamo, diverse volte con l'ingegnere Sabelli, che all'epoca era l'amministratore delegato di Alitalia, come no? E mi convince nella bontà del progetto che avevo in testa. Quindi facciamo l'accordo. L'Italia voleva WinJet e Blue Panorama, no? Questa era per fare una compagnia. Cioè... Sì, io, diciamo, di Blue Panorama non mi interessavo. L'idea di Sabelli qual era? Quella di lasciare, che mi ha convinto poi alla fine, no? Che era quella di lasciare la base a Catania, di spostare piano piano, che poi era un'idea giusta, non era dal punto di vista imprenditoriale perfetta, e anche di sviluppo di Alitalia. Lasciare quindi WinJet ai voli domestici a WinJet, quindi piano piano spostare tutta l'attività di Alitalia verso WinJet con base Catania, è molto importante questo aspetto, e fare gli internazionali con Alitalia. Quello che esattamente... Il mercato interno, WinJet, mercato internazionale. Questa era l'idea di Sabelli. L'idea mi piace perché soprattutto garantisce che la base rimane a Catania, al base operativo. Quindi questo l'ha convinto? Assolutamente sì. Quindi stiamo parlando di impiego, di tutta una serie di cose che nascevano attorno a questa idea imprenditoriale, con base a Catania. Facciamo l'accordo, preaccordo, facciamo il preliminare a gennaio, a marzo escono i primi dati della trimestrale di Alitalia, siamo nel 2012, e Sabelli si dimette e entra il nuovo amministratore, il quale evidentemente ha fatto di tutto perché l'accordo non andasse in porto. Cioè, l'accordo doveva chiudersi entro giugno del 2012, ha fatto di tutto per non farlo andare in porto. Si trovano 1000 cavilli quando uno non vuol fare un'operazione. Ci siamo? Non ci sono, come si dice, patti che tengano articoli, perché poi queste cose, se tu li vuoi rispettare, li devi far rispettare attraverso che cosa? I tribunali, no? Quindi passa tempo, tutta una serie di cose. Nel frattempo io non riesco più ad andare avanti e ad agosto io decido di chiudere i voli, cioè non ci viene a ritirare la licenza, io comunico all'ENAC che un giorno di agosto, non mi ricordo qual era, il 10, non mi ricordo. Mettiamo la grafica, ci sono tutti i dati, tutte le date. Che succede tecnicamente? Che Alitalia si prende le tratte di WinJet non pagando nulla di fatto e durando altri 6 mesi, perché poi nel 2013 Alitalia praticamente fallisce. Ci siamo? Quindi questo è il quadro che si viene a creare della situazione. Cioè io mi stavo mettendo in mano, ho fatto un accordo con una società che di fatto stava fallendo. Questa è la società dei famosi capitani coraggiosi. Alla colpa di chi è? Mia, in cui c'era Colaninno, Benetton, il futuro ministro dei trasporti, come si chiama, Passera, Marcegaglia, Riva, cioè
io mi stavo mettendo in mano a questi personaggi che di fatto da là a 6 mesi... È stato un po' così, leggero, possiamo dire. Ma leggero, ma erano considerati patriotti, cioè Berlusconi li chiamava i capitani coraggiosi. C'è un'intervista di Prodi, che se volete sul Corriere della Sera, dove dice chiaramente, perché lui la voleva vendere, se ricordiamo bene, qualche anno prima ad Air France KLM, no? Arrivò Berlusconi e Berlusconi impostò tutta la sua campagna politica sul fatto che Alitalia doveva restare agli italiani. Quindi io come posso pensare che siamo di fronte a una società decotta, che di fatto è decotta, cioè durano altri 6 mesi solo perché rubano, fra virgolette, le tratte a Winjet senza pagare un euro. Perché la tratta Sicilia Nord è la tratta più importante che c'è in assoluto. Loro se la prendono e per 6 mesi ci fanno i soldi, poi naturalmente dopo 6 mesi chiudono regolarmente con tutto quello che succede e poi Alitalia fallisce altre 4 volte. Prodi in queste interviste dice che in questa operazione allo Stato italiano, quella di Berlusconi di privatizzare l'Italia attraverso i capitani coraggiosi, è costata 5 miliardi. Questi sono i numeri. Presidente, però nessuno le ha mai dato ragione su questa... Nessuno mi ha mai dato ragione, perché sai che succede? È difficile poi andare... Io con chi dovrei diciamo, a chi faccio causa? All'Italia nel frattempo è fallita 3 volte. Cioè io non ho neanche il riferimento a cui dover fare causa. Colaninno è morto. Cioè io a chi dovrei fare causa? Io vorrei capire però una cosa. Dunque, a me mi hanno insegnato che quando si va a quotare una società in borsa, probabilmente la società è già più di là che di qua, giusto? No, non è detto questo. Non è detto, se no non raccogli, cioè non è che chi investe, cioè, attenzione, esistono, tu c'hai un advisor che ti porta in borsa, una banca che ti appoggia, cioè non è che in borsa si ci va a cercare i soldi, cioè esiste l'advisor che presenta il progetto. Il caso di Winjet qual era? Quello là che stavano a cercare i soldi, oppure perché stava bene e voleva fare qualcosa, voleva crescere ancora? Voleva crescere certo. Ancora. Nel momento in cui voi trovate l'accordo con Alitalia in qualche maniera, o comunque intavolate questa trattativa, è chiaro che ci deve essere comunque un piano B. Il piano B perché non funziona? Il piano B non c'è. O meglio, se c'era è perché non ha funzionato. Non c'era un piano B, perché a un certo punto noi facciamo tutto quello che è previsto nell'accordo. L'accordo prevedeva dei passaggi che dovevano essere fatti e che hanno portato la Winjet a perdere credibilità sul mercato. Nel momento in cui Alitalia si è ritirata, io non avevo più la possibilità di poter attingere al mercato, non potevo più tornare indietro in borsa e dirci scusate, ma poi io Questo sono per tornato. la borsa, però mettiamo il caso che noi non volessimo andare, Winjet non volesse andare in borsa, non volesse più andare in borsa. Non c'era più un piano B, cioè non c'erano più le possibilità di poter continuare. Io dovevo... Io questo non riesco a comprendere. Era una scelta. Perché dico, se io ho dei soldi, giusto? Ho dei soldi, ho un capitale di Winjet, o comunque delle tratte. Tu devi pensare che in quel periodo di fatto Alitalia gestisce Winjet. Cioè quindi voi vi siete consegnati? Noi ci siamo consegnati perché il vero cartello in quel momento lo fa Alitalia. Addirittura stabilisce i prezzi dei voli. Cioè praticamente noi ci siamo consegnati. Tu devi pensare che personale dell'Alitalia era sui nostri aerei, cioè veniva a fare il comandante o il primo ufficiale nei nostri aerei, cioè, quindi noi di fatto consegniamo tutto il network a loro che gestiscono questa situazione qua, da tutti i punti di vista, anche con i fornitori. Quindi poi al momento in cui questo discorso cade, noi perdiamo di credibilità e quando tu perdi di credibilità sul mercato e i fornitori non cominciano a fare più credito, è finita. Cioè non c'è più possibilità di poter andare avanti. Questo era il concetto. Allora, è una cosa particolare. Aspetta, concetto. Un attimo, perché voglio salutare il collega Gioacchino Amato che è in collegamento da Palermo, il collega di Repubblica. Ciao Gioacchino, eccoti qua, vediamo se... Buongiorno. Esperto ovviamente di trasporti, di compagnie aeree, che segue ovviamente da anni anche il mercato e che ovviamente ha seguito anche la spiegazione di Nino Pulvirenti su quello che è successo insomma nella vicenda all'Italia. Gioacchino, non so se vuoi subito dire qualcosa, chiedere qualcosa al Presidente, perché io devo leggere un po' i messaggi perché abbiamo aperto il numero ovviamente e sono tanti. No, niente paura, sono tutti a favore stavolta, non so perché, però... avvisato tutti quanti noi. Sono tutti amici. Sono tutti amici.
No, proprio nei giorni in cui Alitalia rinunciava alla trattativa con Winjet, sia il Ministero che Pulvirenti avevano detto Winjet continua a trattare con altri gruppi che hanno manifestato interesse. C'erano sul serio questi gruppi? No. Se ne sono andati non appena è fallita la... Non c'era nessun gruppo. Non c'era nessun gruppo perché io avevo dedicato tutto il mio interesse a questa operazione. Nonostante c'era stata Mediobanca, nonostante c'era il discorso della quotazione, io avevo abbandonato completamente questi canali e mi ero dedicato a quel tipo di operazione, perché ero convinto che era quella giusta e attenzione, era convinto anche Sabelli e secondo me era quella giusta che avrebbe salvato anche all'Italia, cioè non era un'operazione folle. Perché lasciare il network nazionale nelle mani di un vettore low cost è quello che hanno fatto poi tutti gli altri. Sabelli lo stava facendo prima. È quello che ha fatto anche Alitalia fallendo, lasciando tutto in mano a Ryanair. Di fatto ha fatto Sentite, questo. guardate, io ho delle immagini che risalgono proprio a quel 2010, l'abbiamo messa in grafica, Presidente. Credo dovrebbe averle anche lei in quel faldone che si è portato, che questo credo cos'è? Il documento che avete portato in borsa. Sì. Ecco, quindi i dati, siccome sono Fontenac, ce l'abbiamo pure noi, correggiamoli se sono sbagliati. Eccolo qua, il posizionamento competitivo di Winjet, quindi qua stiamo parlando di una compagnia sanissima, una compagnia che faceva viaggiare i siciliani a prezzi competitivi, diciamo così. Questo dobbiamo parlare. Questo adesso ne parliamo, che si posizionava al 6° posto per traffico di passeggeri in Italia, quarto, il primo è all'Italia, quarta compagnia nazionale, perché ovviamente tolte Ryanair, Lufthansa, Ryanair irlandese e Lufthansa tedesca, era al 4° posto come posizionamento. Le rotte al 2010, guardate dove viaggiava Winjet e guardate se Posso farvi notare una cosa? Prego. Su quell'elenco delle compagnie aeree? Sì. Che se guardiamo adesso quell'elenco, Meridiana non esiste più, Air One è stata acquisita da Alitalia e non esiste più, Blue Panorama è stata acquisita da Alitalia e non esiste più, Air Italy non esiste più. Allora gli è andata bene a Winjet che non è stata acquisita. Sono scomparse tutte le altre compagnie italiane che ci sono in quell'elenco. Questa è a dimostrazione come era complicata la situazione del traffico. Però giustamente Luca dice nel 2010 c'era questa classifica e Winjet era piazzato nella parte di sinistra. Se pensiamo al calcio. Esatto. Ora, come si fa nel giro di 2 anni a dover chiudere tutto soltanto perché ci si è affidati a questa trattativa? Guarda che non è una cosa semplice, cioè ora noi la stiamo dicendo così in 2 parole perché i tempi sono quelli che sono, dovremmo andare a fondo, non è una cosa semplice. Cioè un'operazione di questo genere comporta una serie di passaggi che poi dai quali tu non puoi più tornare indietro, cioè paradossalmente diventa difficile poi tornare indietro. L'errore che faccio io è quello di andare a confrontarmi, andare a chiudere un accordo, non dico sulla fiducia perché poi alla fine c'erano le carte scritte e tutto, però sai, la competizione non era pari, no? C'erano i capitani coraggiosi e io, cioè il gota dell'imprenditoria italiana e dall'altra parte c'ero io, cioè diciamo che era dispari il confronto ed era squilibrato in tutti i sensi, quindi anche dal punto di vista legale, dal punto di vista... Presidente, andiamo avanti, ovviamente io l'ho detto in premessa, possiamo ovviamente parlare ore e ore, però cerchiamo di, come dire, condensare, ovviamente. A parte che arrivano, dicevo, tanti messaggi, ovviamente molti legati come dire, alla parentesi calcistica, però qualcuno scrive, dice: finalmente ho capito che cosa è successo alla Winjet, però qualcuno dice: ma poi che cosa è successo? Cioè, nel senso, perché lei poi ha vissuto tutte le vicende, anche personali, legate anche alle fasi giudiziarie, che ha vissuto dopo rispetto a questo crack della Winjet? Ora spiego subito. Voglio dire solo una cosa. Non è che io non mi sono difeso, attenzione, che quasi sembrerebbe come se tutto fosse andato in un certo modo e io non mi sono difeso, così. È successo tutto e io non ho fatto niente. Io ho cercato di agire nelle sedi opportune, sia dal punto di vista civilistico, ma i discorsi sono lunghissimi, nel frattempo sono spariti tutti, sia dal punto di vista penale. Dal punto di vista penale io ho fatto anche delle denunce ben precise e una volta un uccellino mi disse:
non presentare la denuncia a Catania, presentala a Civitavecchia. Io dissi, ma scusa, ma perché non devo presentarla a Catania? Successivamente, anni dopo, penso di aver capito perché mi avevano detto di non presentarla a Catania. Perché? Questo. Poi ne parliamo. Ci arriviamo, ci arriviamo nel corso del racconto. È una fiction questa che è. Non è una fiction, sono cose, è un thriller. Sono cose che sono accadute e poi tu ti spieghi. Io non capii all'epoca, perché devo presentarla a Civitavecchia, che è la sede dell'Alitalia, ovvio. Non è Civitavecchia tanto per, e non a Catania. Lì per lì non l'ho capito, io sono a Catania, la presento a Catania. Dopo capii perché. Da lì a qualche anno poi ci sarebbero stati i treni del gol, quindi voglio dire. Poi parliamo. Poi parliamo. Io ho capito, dovevo andare, però insomma, non voglio andare. Vorrei che ci arrivasse lei. Non voglio andare da nessuna parte perché io non voglio. No. Io mi assumo tutte le responsabilità. So che ho dei processi, mi difenderò in tribunale, chiaramente. Sono convinto di poter uscire bene. I pubblici ministeri sono convinti che ho fatto delle cose. Ci sarà un giudice che dirà se ho ragione o ho torto, e questo è un discorso da aula del tribunale. Mi sembra tra l'altro di avere capito che nei 3 processi che lo riguardano direttamente è facile che si possa andare così come con Alitalia e via discorrendo, perché i tempi sono biblici oramai. Ogni udienza sono a 6-8 mesi, un anno. Questo non dipende da me, chiaramente. No, è chiaro, però dico, anche questo purtroppo i tempi lunghissimi della giustizia italiana riguardano tutti nel bene e nel male. Certo. Quindi, insomma, dov'è? Gioacchino? Eccomi. Allora, dicevamo, su questa questione di Winget, io le faccio una domanda anche rispetto a tutti coloro, no, Presidente, che in questa Winget credevano, ma ci sono anche quelli che ci lavoravano in questa Winget. Sono rimasti il 10 agosto, la Winget ha smesso di volare, sono rimasti a piedi, sono rimasti a terra 300.000 passeggeri, sono rimasti a piedi 300.000 passeggeri, ci sono stati anche tanti catanesi, tanti siciliani che hanno perso il posto di lavoro e che certamente hanno visto in Pulvirenti, no? in questo Pulvirenti, Rantuccio e tutti quelli che c'erano all'epoca. Sì, ma per carità hanno ragione e soprattutto i passeggeri, quelli sì, purtroppo là non si è potuto fare più niente e quindi quelli hanno. Per quanto riguarda i lavoratori vorrei solo ricordare che hanno avuto diritto a 8 anni perché il comparto aereo è trattato diversamente rispetto alle altre categorie. Se tu sei licenziato, hai diritto a 2 anni, mi pare, o 2 anni di cassa integrazione, nel comparto aereo gli anni sono, mi pare, 7, se non vado errato. Qualcuno mi può, non lo so se il dottor Amato sa se questa cosa, cioè è previsto che tra cassa integrazione e disoccupazione tu hai 7 anni di tempo per poterti sistemare. Quindi c'è il fondo dell'aviazione che tra l'altro è una buona parte è pagato con la tassa addizionale comunale, quella che vorrebbe per intenderci abolire. Quindi i lavoratori in qualche modo sono stati tutelati. I lavoratori, siamoci un pochettino. Poi, è andata nettamente meglio rispetto a quelli di Fortebro. È andata nettamente meglio rispetto a quelle di Forte e ricordiamoci una cosa, che essendo dei lavoratori specializzati, perché compagnie aeree ce ne sono poche e personale quindi specializzato ce n'è poco, hanno fatto presto a trovare nuovo impiego. Qualcuno anche all'estero e quindi ha usufruito di 2. Sì, poi insomma piloti, si sono stati tutti in qualche modo si sono riciclati bene, molto bene. Si sono ricollocati. Ma di Forte ne parliamo? Dei lavoratori di Forte? Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi, anzi prima di andare in pubblicità, Totò, finalmente l'abbiamo collegato. Ciao Totò. Sembra Gioacchino Amato però, siete separati, mettete insieme nella stessa finestra, anche gli stessi colori. Io in bassa frequenza, poi lo dico per i nostri telespettatori, i monitor sono molto piccoli in bassa frequenza, quindi vedevo più o meno, eccoli qua, sono praticamente separati alla nascita. Separati alla nascita. Avete anche la stessa misa. Allora, vignette, vediamo se... Allora. Che sta scrivendo? Crispino, no? Che salutiamo, Luigi Crispino. Allora,
Andiamo, vignette, poi andiamo in pubblicità. Allora, io ti avevo fatto la domanda, cosa pensi l'ospite di oggi è Nino Pulvirenti? E allora, questa è la prima vignetta. Ecco qua. La leggi tu o la leggo io? Questo è riguarda il calcio. Riguarda il calcio, certo, tra un po' ne parliamo anche del calcio. Piengi ci ha fatto sognare e poi è suonata la sveglia. E poi i tifosi sempre sono quelli che poi ci restano sempre male. Qualunque cosa succede, no, Pulvirenti? Qualunque cosa, vogliono sempre. La compagnia è fallita. Aspetta, qua faccio io un appunto però. Tu hai fatto ovviamente una vignetta semplicistica, però Pulvirenti, la compagnia non è fallita. No, infatti stavo rispondendo, dovrebbe cambiare, modificare la vignetta. La compagnia, vabbè, leggiamo la vignetta che è il senso, no, poi della critica, e quindi butta il passeggero, eccolo qua, butta il passeggero. Grazie per aver volato con noi, ecco. Potrebbe dire la compagnia ha chiuso, si scende, fallita non è fallita perché la compagnia ha fatto il concordato preventivo che ha regolarmente adempiuto e quindi teoricamente potrebbe riniziare a volare. Dico, tutto in maniera molto teorica. No, teoricamente aspetta, perché qui insomma teoricamente, di teoria... Teoricamente, vabbè, insomma, poi parliamo anche di Aerolinee Siciliane, no? che questa compagnia questa è una cosa che potrebbe rispondere. Bisognerebbe approfondire allora, fermiamoci un attimo, in tanti ambienti questo argomento. Fermiamoci un attimo, pubblicità e poi rientriamo qui in studio. Dovevamo fare mezz'ora, già mezz'ora ce la siamo giocata, Pulvirenti. Dopo la pubblicità. Ancora siamo fermi, neanche... Rientriamo in diretta. Il punto di oggi si è aggiunto un ospite che ho invitato al punto di oggi, anche così diamo un segnale anche a una fetta di nostri telespettatori. Ciao Angelo Gagliano. Buon pomeriggio a te. Lo conosce? No. Oggi per la prima volta l'ho visto. È sempre lo stesso, qualche capello bianco in più. Dal primo anno della Serie A fino gli anni passano per tutti. Ciao Angelo. Forse non c'era in Serie A, c'era. Come non c'ero, Presidente? A bordo campo con la B F c'ero io. Serie B. Allora in Serie B, ma poi dopo qualche battuta adesso io questa è una trasmissione di approfondimento, di politiche, di temi di attualità. Adesso parleremo tra un po' però di calcio, perché ovviamente la parentesi calcistica di Pulvirenti, che è anche una parentesi imprenditoriale del Catania, ovviamente interessa molto anche ai nostri telespettatori. Allora però, Presidente, ritorniamo dove ci siamo lasciati. Concetto Mannisi chiedeva di Finaria, di Forte. Dei lavoratori di Forte. Dei lavoratori dipendenti, se non ricordo male. Allora, sì, no, ma rispondo diciamo, con assoluta tranquillità, perché è giusto rispondere. Allora, ci sono due momenti decisivi nella mia vita imprenditoriale. Questo del mancato closing con Alitalia, che risale al 2012. Nel gennaio del 2016 io vengo raggiunto da una misura cautelare e vengo sospeso da esercitare pubbliche funzioni imprenditoriali o comunque diciamo professionali, che dura un anno. Quindi siamo a gennaio del 2016. Io devo dimettermi da tutti gli incarichi operativi che ho nelle società e nomino dei manager completamente fuori dal discorso catanese, dal discorso del mio gruppo. Tutti i dirigenti del mio gruppo escono, compreso me, e entrano tutta una serie di personaggi che poi voi avete in qualche modo anche conosciuto. Quindi io non ho più cariche operative nelle mie aziende, faccio il socio di riferimento, sono il socio di maggioranza, ma non ho cariche operative. Diventa presidente Davide Franco e a cascata poi si nominano tutti gli altri amministratori delle varie società, compreso anche Pietro Lomono che torna nel Catania e tutto il resto. Quindi poi c'è la parabola Meridi che è legata un po' a questo distesto che poi il gruppo ha. Ma io voglio precisare, che io dal 2016 non ho più cariche operative nelle società. Cioè non mi occupo più perché vengo raggiunto da misura interdittiva. Ci siamo? Però Forte non viene smantellato senza l'avallo del socio di maggioranza. No, ma non viene fatto niente senza l'avallo del socio di maggioranza. Non ho smantellato Forte. Tutte le operazioni strategiche vengono decise dai soci. Io sto parlando di incarichi operativi, non c'entra niente. Poi ti spiego cosa è successo. Dopo io rinuncio all'incarico perché lo devo fare, perché raggiunto la misura interdittiva, e nomino il nuovo CDA.
solo per la precisione, non per voler fare, diciamo, per voler creare polemica. Questo gruppo di dirigenti costano a Finaria 1.200.000 euro l'anno, cioè non sono gli ultimi arrivati o sono gente presa in giro perché deve fare chissà che cosa, sono dei manager di comprovata esperienza, strapagati, ok? Questo diciamo, chiariamolo, che poi quasi si gioca sempre sull'equivoco, ci siamo? Ok. Io avevo preso una decisione che avrebbe salvato Meriti e quindi Forte, che è quella di fare la fusione fra Finaria e Meriti, ci siamo? Quindi società holding che possedeva gli alberghi e tutte le strutture immobiliari del gruppo, con la società operativa che era Meriti, che era quella più in difficoltà. Avevo fatto il verbale di fusione, avevo superato tutte le prescrizioni previste dalla legge e mi apprestavo a fare la fusione fra i due. Questo cosa avrebbe significato? Un rafforzamento patrimoniale di Meriti. Ci siamo? Ma Meriti non era la società cassaforte? Un attimo, Concetto, perché questo è importante, questo passaggio. Perché questo è un passaggio importante, perché anche i tifosi hanno capito che Meriti, Finari, che succede? Che praticamente quindi la holding è Finaria, io li fondo insieme in modo da rafforzare di fatto Meriti, perché con tutto quello che era successo al gruppo e con le voci che giravano, giusto? Il mancato closing, il concordato di Alitalia, era venuta a mancare la fiducia dei fornitori nei confronti di Meriti, che era quella che aveva bisogno della fiducia dei fornitori perché operava sui mercati. Rafforzando io patrimonialmente Meriti, faccio riacquisire la fiducia, no? Perché diventa una società patrimonializzata, forte, certo, agli alberghi, a tutto, ci siamo? Porto avanti questa cosa, supero tutte le prescrizioni di legge, tant'è che la stavamo facendo, vengo raggiunto la misura interdittiva, nomino un nuovo consiglio di amministrazione che cambia completamente strategia. Non facciamo più la fusione, facciamo l'accordo di ristrutturazione del debito. Articolo 67. Si basa su che cosa? Su cercare di risanare i debiti del gruppo attraverso tutta una serie di cessioni di asset immobiliari, fra cui gli alberghi. Naturalmente nel preparare questo piano vengono fatte delle valutazioni degli alberghi, tutta una serie di cose. Dico solo che gli alberghi sono stati venduti circa la metà di quelle che erano state previste. Io solo faccio un inciso per ricordare ai nostri telespettatori quali erano gli alberghi. Si trattava di due alberghi di lusso su Mazzarò, quindi Taormina, Atlantis Bay e il Mazzarossi Palace, e poi altri alberghi, tra cui c'era anche un golf resort che era, Allora, tutto questo discorso qua andava a finire in un concetto diverso rispetto a come lo volevo fare io. Loro hanno deciso un'altra strada, che era quella dell'articolo 67, che poi fondamentalmente non ha funzionato perché gli asset non hanno, diciamo, non sono state vendute alla cifra che era prevista, e quindi di conseguenza è successo tutto quello che poi a cascata ha riguardato anche i Meriti. Ma questa è, per grandi linee la stiamo dicendo, giusto? Poi bisognerebbe entrare nei particolari. Come sono andate le cose? Ripeto, non voglio fare accuse a nessuno, ma dobbiamo dire le cose chiare come sono. Presidente, però lei, diciamo, un attimo, scusami, Concetto. La mia strada era un'altra. La sua strada, però, su Alitalia la sua strada era un'altra, su Meriti la sua strada era un'altra. Insomma, è possibile che lei non ci colpa mai in questa cosa? No, io ci colpo sempre, perché tutte queste cose qua sono state fatte da me. Attenzione, io non sto facendo un discorso. Per dire che, insomma... No, allora, come ho fatto le cose positive, ho fatto le cose negative, le ho fatte io. Chi ha scelto il CDA di Finaria sono stato io. Chi ha avallato il discorso del cambio di strategia fra una cosa e un'altra, alla fine sono stato io. Ci siamo? Perché io ero socio di maggioranza. Io sto spiegando come sono andate le cose. Cosa avrei fatto io se non fosse stata raggiunta una misura interdittiva. Poi è chiaro che le ho fatte io. Io ho la colpa di tutto. No, come ho i meriti di tutto, perché le cose che ho fatte le ho fatte io. Chi ha portato il Catania in Serie A sono stato io, chi ha fatto la compagnia aerea sono stato io. Poi ho fatto anche degli errori e li ho fatti io e me ne assumo la responsabilità. E come cittadino, se dovrò pagare un prezzo, lo farò, non mi tirerò indietro. Concetto, che è un cronista di vecchia data, sa perfettamente che io il mio dovere di cittadino l'ho sempre fatto, e lui deve ricordare che io sono stato testimone in 3 processi, in periodi molto delicati di Catania, processi molto importanti,
Sono stato chiamato a fare il testimone dell'accusa e ho fatto il testimone dell'accusa. Farò il mio dovere da E gli cittadino. stessi processi dove ce l'ho io? Sì, immagino. Dopodiché sono in tribunale, mi farò i processi, sono convinto di non avere responsabilità. Se un giudice mi dirà che invece devo pagare, pagherò. Perché ho fatto degli errori, se ho fatto anche dei reati, evidentemente li pagherò. Ma questo fa parte della vita di una persona, cose positive e cose negative. Allora, prima di aprire la parentesi, Angelo, volevi fare una domanda sulle questioni, diciamo, che riguardano la società finanziaria? Un collegamento sicuramente c'è, perché in ogni caso il Catania è figlio di tutta questa struttura, no? Certo. È figlio di Finaria, è figlio di Meridi il Catania. Di conseguenza il Catania risente anche di quelle che sono le difficoltà di Finaria e di Meridi. C'è anche un momento in cui però Meridi rinuncia a un credito che ha nei confronti del Catania, così come accade anche con Forteza, se non ricordo male, con Winget. Certo, ma questo sarebbe stato tutto evitato dalla fusione. Cioè questo discorso qua, e proprio, poi andiamo sul tecnicismo, no? Si azzeravano i debiti infragruppo. Perché il debito maggiore qual era? Con la fusione, senza la fusione c'è stato un aggravamento. Allora, fermi tutti, perché questi mi sembrano tecnicismi. Io però sono tecnicismi. Però una cosa volevo fare, Luca. Se facciamo un primo piano, il braccialetto del presidente, ci sono i colori rosso-azzurri. Dall'altra parte. Se facciamo un secondo piano, ecco, quindi voglio dire, a favore di telecamere. A favore di telecamere, non so qual è la telecamera che può prendere il presidente. Ci siamo? Forse da quella là. È difficile prendere. Questo è quello vecchio. Questo è l'unico. Un attimino, io volevo chiudere il discorso, così salutiamo anche Gioacchino Amato, perché volevo chiudere il discorso delle compagnie aeree, perché abbiamo lasciato, come dire, appesa una questione, che è quella di Aerolinee Siciliane. Perché in questi giorni si parla molto di caro voli, si avvicina la Pasqua, eccetera. Abbiamo detto, presentando appunto la parabola della Winjet, che i costi erano contenuti quando c'era la Winjet. Aerolinee Siciliane potrebbe essere un progetto di azionariato popolare, no? Una linea aerea, una compagnia aerea di azionariato popolare. Lei è dentro questa cosa? Io non sono assolutamente dentro. Io lo guardo da fuori con interesse. Allora, e simpatia. Io ho fatto oggi una cosa prima di venire qua, così per curiosità, la dico anche al dottor Amato. Ho guardato quanto costano i voli da Londra in Spagna, da Londra per la Grecia e da Londra per Catania. Ebbene, costa nel periodo di Pasqua, a cavallo di Pasqua, lo stesso periodo, da una parte e dall'altra, la metà, anche un quarto. Quindi c'è praticamente Catania. Ora, il discorso del caro volo, mi ricollego subito. Per carità, la politica fa quello che può, in questo momento stanno cercando di dare una mano ai siciliani, ma su 20 milioni di passeggeri, i siciliani sono 6-7 milioni, gli altri 10 sono tutti turisti che devono venire in Sicilia, e lo stesso problema che hanno i siciliani lo trovano anche loro. Cioè noi facciamo 20 milioni di passeggeri negli aeroporti italiani, potremmo fare 30. Il problema qual è? Che se non si... Lo dice la storia, quando ci sono state le compagnie aeree siciliane, il caro voli non esisteva. Oggi c'è un'iniziativa, secondo me bellissima, che è quella di Aerolinee Siciliane, che la politica dovrebbe non finanziare, ma dovrebbe aiutare in tutti i modi, tutti noi, gli imprenditori, i professionisti, i cittadini, dovremmo tutti partecipare, perché è l'unico strumento che può determinare veramente il ritorno a un prezzo normale. Dai, per la Sicilia, non solo dei siciliani, ma anche di chi viene in Sicilia per turismo, è la compagnia aerea siciliana. Cioè questo lo dimostra la storia. Quindi tutti dovremmo appoggiare questa iniziativa. Tra l'altro, azionariato popolare significa che non c'è un riferimento solo, ma ci sono tanti riferimenti. La politica dovrebbe fare la sua parte cercando di sponsorizzare questa iniziativa. Bene, allora, fermi tutti. Adesso apriamo la parentesi Catania. Angelo, domanda. Io saluto Gioacchino Amato. Gioacchino Amato, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questa storia, e poi ti saluto, anche perché io lo sapevo che andavamo lunghissimi ovviamente con Pulvinelli. Sì, se vuoi semplicemente due cose, la seconda così vi faccio collegare al secondo blocco. La prima: è credibile in una situazione economica come quella attuale, con una Ryanair che fra poco avrà 800 aerei, fargli concorrenza con una società ad azionariato popolare siciliana? 1. 2.
non è che per problemi di tifo calcistico, cioè acquistando il Catania, si sente di avere danneggiato in qualche modo Winjet. No, così chiudo e vi saluto. No, non c'entra. Due belle domande. No, grazie, non Gentile. c'entra niente. Allora, la prima, io credo che ci sia lo spazio per poter fare una compagnia aerea siciliana che abbia un discreto numero di aeromobili, deve avere almeno 6-7 per poter contrastare Ryanair, che c'ha, è vero, 800 aerei, ma ce l'ha sparsi in tutto il mondo, non è che solo su Catania, quindi voglio dire, no, su Palermo, quindi nulla toglie a una compagnia siciliana di farsi lo spazio che deve farsi, perché ripeto, il mercato è enorme e si può crescere tranquillamente. Per quanto riguarda il secondo punto, non c'è stato un discorso di Winjet Catania, semmai è stato al contrario. Angelo, prendi la pubblicità. Sì, allora cominciamo subito col dire una domanda a Nino Pulvirenti. Senza il calcio, come vive il tifoso Nino Pulvirenti senza il suo Catania? Ma guarda, il tempo passa, no? Io oggi mi sono un po' disintossicato dal calcio, cioè devo dire la verità, all'inizio chiaramente mi è pesato, oggi un po' meno, oggi guardo tutto con molto più distacco e lo vedo da lontano e certe volte penso, ma rientrare, no? Ammesso che fosse possibile, non nel Catania, ma in qualsiasi altra parte, anche in una squadra di ultima categoria, non mi viene più, cioè non ho più quella voglia, mi manca l'adrenalina, quella che ti porta a fare quelle cose, cioè ti manca, ormai mi sono un po' assuefatto mi sono disintossicato. L'adrenalina o il progetto giusto? L'adrenalina. Il progetto giusto, diciamo, si può sempre trovare, però ripeto, non... foto qua dannata, Moratti. Massimo Moratti. Gagliani. Stanno uscendo tutti, lei è uscito prima di tutti. Gagliani è un grande amico, fa le altre cose di... Gagliani è uno dei genti più bravi che ci sono nel calcio italiano, non c'è poco da fare. Allora, pubblicità e poi chiudiamo con l'ultima parte del Catania. Sono arrivati 1 milione di messaggi, pochissimi quelli cattivi, Pulvirenti, quindi insomma vuol dire che... Che strano. Io no, insomma, qua faccio il cronista, racconto quello che vedo. Pubblicità e poi torniamo con Nino Pulvirenti, Angelo Gagliano, Concetto Mannisi e poi Totò Calì con le sue vignette. Rientriamo in diretta. Presidente, quanti messaggi stanno arrivando? Siamo in diretta? Quanti messaggi stanno arrivando? Ma chi, a me? No, sono amici, quindi possono che scrivere positivo, no? Allora, apriamo la parentesi Catania che aspettano tanti appassionati, tifosi, insomma, tra l'altro con 2 cronisti di sport, conosce tutto di del calcio, che conoscono tutto. Allora, però la prima domanda gliela faccio io, Presidente, e parto dalla fine proprio. Visto tutto quello che sta succedendo, non è che lei, ce lo chiedono anche tanti tifosi, le cito testualmente quello che ha scritto tipo: quando ci metti di nuovo mano su Pro Catania? No, mi dispiace deluderlo, ma è una questione chiusa per me ormai, non ci sono più le condizioni da tutti i punti di vista. Allora, spiegavo poco fa dietro le quinte, no? Perché parlavamo della nuova società e quello che avevamo fatto noi e quello che sta facendo la nuova società. E io ho cercato di spiegare che gli errori, fra virgolette, che poi errori, diciamo, comunque il comportamento, non parliamo di errore, perché se è brutto, che ha questa nuova società che sta succedendo attorno a Catania, io l'ho fatto ad Acireale. Cioè, quindi non c'è da scandalizzarsi, può succedere. Cioè il comportamento che ha questa nuova società, io l'ho fatto ad Acireale. Poi sono riuscito a quadrare il cerchio, sono riuscito a fare una squadra importante di dirigenti e di collaboratori e a quel punto è capitata l'opportunità di prendere il Catania, ho preso il Catania e fin dall'inizio abbiamo fatto subito bene. Quindi un periodo di assestamento a una società nuova bisogna darlo. Cioè non è... Fiducia a questa fiducia perché si accorgeranno loro stessi che poi qualcosa non va e col tempo la correggeranno. Troveranno la soluzione. Nel frattempo l'importante è che si va avanti e il calcio non scompaia, perché a Catania ha rischiato seriamente di scomparire. Lo sa che gliela addossano a lei questa cosa? Mi dispiace, ma di questo non ho colpa. Presidente, ma perché il calcio Catania 1946 è fallito? Perché il patrimonio immobiliare del Catania, il patrimonio giocatori, il parco giocatori del Catania ha un valore di oltre 300 milioni di euro. Non parliamo di quello che diciamo patrimonio immobiliare.
le parole di Pietro Lo Monaco alla fine della sua conferenza, quando c'è il divorzio, no? Dice che solo un pazzo può fare fallire il Catania, disse lui. Ma perché è fallito il Catania? Questa è la conferenza stampa quando se ne va, quando lui se ne va da Catania. È una conferenza stampa che al direttore gli ha portato molto male. E lui lo sa perché io l'ho detto tra l'altro. Poi avete fatto pace, insomma. No, con me, no, nei miei confronti no, per la sua carriera. Quella conferenza stampa lo ha segato, cioè, lui l'ha fatta di sua spontanea volontà, nessuno gli ha detto di farla, però di fatto lo ha segato e lui lo sa perché poi ne abbiamo parlato, quindi non è un problema. Lui doveva andare alla Fiorentina prima di quella conferenza stampa. Lo dico così chiaro, così la gente lo sa. Ma se ne parlava, però. Se ne parlava. Dopodiché, dopo quella conferenza stampa, hanno fatto X, finita. Quindi, il Catania con Finari non sarebbe mai fallito, nonostante tutte le difficoltà. In 5 anni di Serie C, quindi tutte le difficoltà legate al gruppo e tutto quello che è successo, che abbiamo parlato così velocemente, il primo anno avevamo 12 punti di penalizzazione, se non ricordo male. Erano all'inizio, credo, poi sono diventati 9, alla fine 9. 9 punti di penalizzazione. Il primo anno solo non abbiamo fatto i playoff, tutti gli altri anni abbiamo fatto i playoff e in 2 volte abbiamo fatto la semifinale. Questa è la storia. Con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, il Catania con Finari non sarebbe mai fallito. Che succede? Succede che il Tribunale di Catania a un certo punto decide di fare fallire Finari. Finari fallisce per tutta una serie di motivazioni. Viene ceduta, nel frattempo viene ceduto il Catania alla Sigi, viene fatto il bando e viene ceduto il Catania alla Sigi. Finaria presenta appello alla Corte d'appello sul fallimento, il fallimento viene revocato, quindi Finaria viene revocato il fallimento di Finaria. Nel frattempo il Calcio Catania è stato ceduto alla Sigi. Punto. Qua mi fermo, ognuno faccia le sue considerazioni, non le devo fare io perché per me sarebbe troppo facile dire oggi certe cose e non le voglio dire, mi fermo qua. Però posso dire una cosa, ma Finaria oggi in che condizioni è? Esiste ancora, non esiste ancora? Ha un patrimonio? Finaria esiste e ora chiaramente si aspetta l'appello che poi il Tribunale ha fatto in Cassazione controricorso, per il controricorso, al quale noi ci siamo opposti, ora aspettiamo e vediamo quello che succede. Ma dico, ha un patrimonio, cioè ha una ricchezza che ipoteticamente potrebbe permettere o avrebbe potuto permettere al Catania di sopravvivere? Il Finaria in questo momento incassa 5 milioni. L'anno? No, proprio di liquidità, più tutta un'altra serie di asset. Io, insomma, adesso se ne sono accorti anche i tifosi, c'è uno che scrive sì, già ha fatto più danni della bomba atomica. Lei però questa cosa l'aveva detto subito, tra l'altro non so se possiamo raccontare qualche retroscena, lo possiamo raccontare, no? Cioè, perché, ora, io dico... Ma allora, che il presidente Pulvinetti sembra quello che sta per i fatti suoi, però sa tante e tanta gente ovviamente chiede anche. Il Sigi, io non voglio parlare male della Sigi perché sono delle persone che anzi bisogna da un certo punto di vista ammirarle, no? Cioè loro sono andati di fronte a una cosa che probabilmente non sapevano neanche loro. Cioè io che conoscevo il retroscena e soprattutto di come si fa calcio, qua non è più neanche una questione economica, l'azionariato popolare nel calcio non può esistere, c'è una cosa che è antitetica, è come il diavolo e l'acqua santa. Ci sono però degli esempi in Spagna dove praticamente la legge è completamente diversa, ci sono diciamo degli azionisti, non è proprio azionariato popolare, però diciamo è più diffuso. Vabbè, quella è un'altra storia. Se io prendo 5-6 imprenditori, anche a Parma hanno fatto così. A Lecce hanno fatto così, sono 5-6 imprenditori, mettono i soldi, mettono una persona a dirigere, fanno i soci e quello dirige. Ci sta, questo non si chiama azionariato popolare, questo è una normale operazione di impresa. Ma quando tu ti vai a fare un azionariato popolare, tra l'altro con gente che metteva 10.000 euro, 20.000 euro, cioè a Parma c'era Barilla, non mi ricordo, cioè lei dice si fanno un giro di giostra, va questi soldi. Praticamente c'erano tutti grossi imprenditori, gente che poteva mettere a disposizione, c'era Marelli a Parma, cioè c'erano tutte grandi imprese. Allora hanno fatto un'operazione, hanno messo una persona a dire, ma se tu cominci a mettere insieme persone che mettono 10.000, 5.000, 2.000, che poi hanno
giustamente pensano di essere proprietari e poter dire la loro, diventa un discorso Quindi non funziona. impossibile. Presidente, dobbiamo chiudere. Questo Io dobbiamo non restando, ti ripeto che dobbiamo parlare dei tre del gol. No, Questo forza, era la domanda che stavo per fare. Quello per forza. Bisogna fare un plauso a quelli della Sigi, perché hanno affrontato una situazione che probabilmente loro era più grande di loro. Questa è la realtà. Senta, e hanno Presidente, rimesso lei dei ogni soldi. volta si secca quando gli dicono Pulvirenti si è venduto le partite. Allora Casomai l'ha comprata, casomai. Lui dice, no, si secca perché dice, casomai le ho comprate. Dico. questa sarebbe vendere le partite è la cosa più assurda che possa essere detta e più Allora, mortificante. raccontiamo un attimo questa vicenda, come nasce, e poi gli fate tutte le domande che volete. Pulvirenti subisce un'intimidazione, fa la denuncia, il suo telefonino viene ovviamente messo sotto controllo per trovare chi gli ha fatto l'intimidazione, gli inquirenti scoprono che c'era una macchinazione, insomma, da cui nasce Però l'inchiesta. Pulvirenti in qualche modo davanti alla procuratore federale ha ammesso il tentativo. Aspetta. Ma qua, quando minuti abbiamo? Ma qua 5 perché, minuti. qua, Allora. perché Facciamoci il processo è, cioè, da lì arrivano le condanne, no? Allora, io racconto i fatti che sapevo, che avevo fatto io. Quali sono i fatti? In un determinato momento perdo di vista quello che devo fare. Torniamo al fondo del discorso del successo che ti porta in una dimensione particolare e magari perdi di vista poi alcuni concetti che magari nella vita li hai sempre rispettati, però quando sei inebriato di successo possibilmente poi fai delle cose che in altri momenti non avresti fatto. Questa è una delle cose che ho fatto io. Ho sbagliato a pensare una certa cosa e a trovarmi vicino a una persona che mi ha assecondato nel pensare di fare una certa cosa, cioè quella di comprare le partite. Io non parlo mai con nessun giocatore, con nessuna società, io parlo soltanto con il mio interlocutore, che è Dellicarri, nome e cognome. Che oggi è il direttore sportivo del Pescara. Perfetto, lui mi dice che fa certe cose, io comincio ad avere dei dubbi vedendo le partite, dopodiché succede quello che succede. Quando arrivano i provvedimenti cautelari, c'è una parte di intercettazioni, perché ne presentano solo una parte, non tutto, giusto? Io appena comincio a leggere, già avevo qualche dubbio, appena leggo le intercettazioni, una parte, stai attento, quelli che convengono, fra virgolette, all'accusa per sostenere l'accusa, già da là si capisce perfettamente che io sono stato truffato, si capisce chiaro. Io giustamente vado a raccontare i fatti, sia alla giustizia sportiva, sulla base delle prime intercettazioni, ok? Che al procuratore mi chiama e io racconto i fatti così come sono andato, ho parlato con questo, ho dato i soldi a Dellicarri, cioè racconto tutto. Ma io non conoscevo la verità che c'era dietro, la verità la conosce chi aveva fatto le intercettazioni. E chi aveva fatto le intercettazioni, si vede chiaramente che io sono stato truffato. Esiste oggi un processo in cui non c'è coinvolto nessun giocatore dal punto di vista penale e nessuna società. Fermo. Ne esiste un altro che è ancora peggio, che è quello sportivo, che parliamo di giustizia sommaria, dove neanche là c'è nessuno. E attento, un giocatore potrebbe anche essere compromesso e quindi diciamo condannato per omessa denuncia. Cioè io vado da Gaiano, gli dico te la vendi la partita, lui mi dice no, ma non mi denuncia, ok? Lui è passibile a livello sportivo. Non c'è nessun giocatore, nessuna società che ha subito nessuna sanzione. Ergo, se io devo essere accusato di qualche cosa, devo essere accusato se esiste il reato di coglionaggine. Però il codice di giustizia sportiva, scusa, punisce anche per il semplice tentativo. Ma non c'è. Angelo, perché se non ci deve essere il giocatore che non l'ha denunciato, perché ti dico manca il tentativo, cioè qua ci fermiamo. Quindi l'intermediario non ha fatto neanche il tentativo. Non ha fatto niente, perché se no, viceversa, ci doveva essere l'accusa al giocatore che ha subito il tentativo e non l'ha denunciato. Ma tra le intercettazioni io ricordo che c'erano i giocatori della Ternana a cui Pulvirenti andò a dire ma tu sei tu che ci devi aiutare questa sera, questo pomeriggio a vincere la partita.
Questo non lo ricordo. Questo poi, insomma. Può darsi che Allora, c'era- Presidente, l'ultima domanda. Risulta in intercettazione, dice no, non sono io. Presidente, l'ultima No, domanda ci ce la sono- faccio no, io, aspetta, però che sono un c'erano uomo della delle strada. partite in cui mi venivano segnalati giocatori che, Sì. che dovevano, facevano parte della combine che non hanno giocato. Cioè io Anche quello. Anche Sì, quello, cioè, insomma. quindi Presidente, un ultimo ragionamento, gliela faccio questa da uomo della strada, insomma, da sentito dire, no? Da voce che insomma circolava ai tempi di... il Catania ha pagato e non ha avuto nessun beneficio da tutta questa storia. La cosa che mi dispiace di più, al di là del fatto mio personale, È vero. e per la società che ha pagato un prezzo non avendo ottenuto nessun beneficio da questa mia idea, ok, che poi si è tramutata in Può quello essere che che un si è tramutato. fallimento è legato anche al fatto che il Catania un domani avrebbe potuto fare delle azioni legali per quello che aveva subito sotto questo punto di vista? Qualora? Certo, ma questo può succedere anche ora, stai attento, eh? Non è detto perché ci può succedere anche dopo, no? Perché se dovesse finire il processo, Ma quando Speriamo. finisce questo processo? io non- Perché non è ho un la processo, totale Presidente, idea. che non è Come mai gli arrivato altri due, a insomma. a sentenza No, io in parlo primo di quello grado. di giustizia sportiva, Ah, giustizia nello sportiva. specifico. Ah, certo, giustizia sportiva, allora, giustizia sportiva, può essere un- là siamo di fronte a un'aberrazione totale, cioè là hanno fatto di tutto e di più. Io ho dovuto patteggiare, io avevo chiesto la mia radiazione e la non retrocessione del Catania. Il pubblico ministero all'epoca Palazzi mi disse no, se io diciamo, La radio. radio Dice- te dice che devo retrocedere anche il Catania. Per salvare il Catania a te devo dare una squalifica e il Catania retrocedere in Serie. Quindi è stato un Questo è stato il patteggiamento, un Allora, accordo. Presidente, l'ultima domanda che la faccio io. Pablo Cosentino. Quante cose sono state dette attorno a Pablo Cosentino? Di tutto e di più. Mi spiace che io ti rispondo solo una cosa, nel 2019 nasce mio figlio e io lo chiamo a fare da padrino, al battesimo di mio figlio. Quindi lui è il padrino. Lei lo sa, è inutile che gliele ripeto è il le padrino cose di che mio sono figlio. state dette Penso su che Pablo ti ho, Cosentino e anche su lei relato, penso no? che ti ho risposto di tutto. Cioè, dicendoti che gli faccio fare nel 2019 il padrino di mio figlio, quindi dopo 4 anni, ti ho detto tutto. E poi Vinetti si è pentito di questa azione? Di cosa? Di avergli fatto fare il padrino a... Se l'ho fatto fare io. Ma dico, ancora oggi... Per me Pablo Cosentino è la persona più onesta e per bene che io nel mondo del calcio abbia conosciuto. Questo non significa che non ha fatto errori o che non ha potuto sbagliare su alcune cose, su alcune scelte, su alcune cose. Dal punto di vista umano, dal punto di vista sportivo. umano e sportivo per quello che è il suo ruolo, che magari io ho poi in qualche modo ingigantito eccessivamente. Bravo, per me è una persona per bene. Cioè io questo lo dirò Non ha sempre. comprato un attaccante al Catania Beh, per vabbè. salvarlo quell'anno. Allora, questo andiamo è un altro- Totò e poi chiudiamo perché siamo lunghi, siamo andati. Perché sennò... Siamo andati lunghi. Totò, adesso. Ecco qui, Eccoci, andiamo, dai. Vignette. qualcuno lo ricordo per quelli che... Dai, velocemente le vignette, eccolo qua. Non sei Gioacchino Amato, no? Sei Totò. Allora, Hai supermercati. visto il carrello del supermercato, non sempre fa la strada che vorresti. Questo è proprio... andiamo avanti. Questa è bella sta cosa. Questa è bella, gliela regavi a Pulvirenti. Fammi un esempio di calcio truccato. Calcio truccato. Ah. Mascara. Mascara, beh, questa è bella anche. dai. Questa è bella, c'era uno striscione allo stadio, niente trucchi, solo mascara. Ah, eccola qua, me la ricorda Totò. 18 giugno 2003 stava a Bulano. 11 agosto 2012 stavo cascando. E ride. Senti, Pulvirenti, quanto se ne è pentito di quella frase? Cioè questa famosa frase Io l'ho che detto io questa frase. questa ambulante. Stiamo parlando, la dice un'altra persona. Bellizzeria. Non È sono io bellizia, che la dico. è bellizia, Non lo dico è io. bellizia. Dico questa frase, insomma, che poi ha caratterizzato. È rimasta poi È rimasta nell'immaginario ancora. Anche le collettivo. magliette sono fatte. Sì, le magliette anche oggi la sento usare in È giro. vietato, adesso è vietato dirlo perché si associa a questa frase Ah, sì? con qualcosa di negativo, qualcosa che può fare scaturire altre. Ah, ok, ok. E quindi Però- diciamo in questo momento non stava volando, si va molto, la sento dire, molto cauti. è rimasta sta frase, gira. Allora, Presidente, lei lo sapeva, io lo sapevo, insomma, che questa sarebbe stata una trasmissione fiume e tante cose non sono state Sarebbe dette. tantissimo da dire. Io però chiuderei con una frase che ha detto lei, tra l'altro in un'intervista molto tempo fa che ho ritrovato sulla Sicilia. Lei ha detto: tutto quello che ho fatto l'ho fatto da solo, quindi qua mettiamo tutto dentro. Non ho mai avuto nessun appoggio né politico né economico, rapporti cordiali con tutti, ma nessun padrino in particolare.
Sono cresciuto troppo e qualcuno mi dice che a certi livelli la cosa ha cominciato a dare fastidio. Lei la ribadisce questa frase a distanza, credo, di quasi una decina d'anni. Sì, toglierei soltanto il fastidio, sicuramente l'abbiamo dato, ma io lo punterei più sul fatto all'Italia, e per quello che abbiamo detto, quindi con i capitani coraggiosi, con il mercato che c'era e che noi abbiamo in qualche modo, diciamo, contribuito a creare una situazione difficile per l'Italia, e quindi la lotta era impari. Poi per il resto, anche sul calcio, io non ci credo al discorso dei complotti più che altro. Io mi fermerei, la sottoscrivo, ma mi fermo su all'Italia. Mi fermo sull'Italia, Quindi non sul calcio, non su tutto, non sulla ma perché pagina sul del calcio, guarda, No. possiamo dire che uno dei pochissimi presidenti del Sud Italia a diventare consigliere federale, siciliano sicuramente, lo possiamo dire, cioè all'epoca che era in Serie A, il consigliere era Serie A. consigliere Sono federale. arrivati un qua milione ci di messaggi, io qua non li ci ho letti, sarebbe una storia sono da arrivati fare un su milione di queste messaggi e tutti, insomma, gran parte con i ricordi, ovviamente, molti grandi presidenti, insomma, Sulla storia del tutti consigliere su questo federale, genere. Sa Pulvinetti, mi aspettavo una trasmissione sulla storia del E la consigliere. potremmo fare. la volevo fare. Sarebbe Allora, da ridere. Pulvinetti, insomma, molti come dire, anzi la maggior parte, qua bisogna prenderne atto, sono testimoni, e qua c'è il numero, il nostro numero di telefono, molti la incoraggiano e adesso molti dicono a distanza di tanti anni le cose si vedono meglio, quindi insomma questo è... Ok, un'ultima considerazione, una riflessione. La mattina, quella mattina del 23 giugno, il suo primo pensiero, a me risulta una cosa, non so se è vero, cioè lei ha pensato subito al Catania, è vero oppure no? Sì, La prima cosa che ha pensato. E là io mi sono reso conto che mi è cascato il mondo addosso, perché per me, io l'errore lo faccio per troppo amore verso la squadra. E là, perché uno che fa quel lavoro là, fa il presidente, fa l'imprenditore, deve sempre stare staccato, deve sempre distinguere le due cose. Io in quel momento, attuando quella mia strategia, sono andato oltre, no? Ho messo il cuore, sbagliando, e là ho capito che avevo fatto un disastro. Quindi Pietro Monaco aveva ragione, il presidente è tifoso, diceva sempre, il presidente è tifoso. Aveva ragione Pietro Monaco. Guarda, questo lo dico a voi. Però se n'è andato Io ho lui. visto tante scritte contro lo Monaco in giro, quindi vuol dire che nessuna scritta contro Pulvirenti in giro, quindi non lo so, vuol dire che ha lasciato forse un buon ricordo dell'impresa. No, le fa cancellare subito. Io lo stai ricordando così. Ah, così le scrivono, no? Così le scrivono. No, ma sai che cos'è? Che era l'uomo che si metteva, che si esponeva, il frontman. Racconta, poi chiudiamo questa cosa, racconta quell'aneddoto istituzionale, l'insulto istituzionale. No, è stato bello perché una volta durante questi anni dei playoff, poi l'ultima semifinale che dovevamo fare, ci fu una specie di riconciliazione fra me e i tifosi allo stadio, no? Allora abbiamo parlato un po' del più e del meno, ci siamo detti un po' di cose, poi quando ci stavamo andando a quello che fa i cori, io ho detto così scherzando, fammeli fare altri 2 cori allo stadio. Che erano brutti, no? Chiaramente. Ce ne furono una Non serie scrivevano davvero. ma parlavano, giustamente. Andiamo. E lui mi si presente, ma quelli non sono contro la sua persona, quelli sono contro il presidente, che sono 2 cose diverse. Quelli sono cori istituzionali, non contro la persona. E io gli ho dovuto ammettere, aveva ragione, cioè lui distingueva esattamente, no, quindi lui, il tifoso in generale, distingue le 2 cose. Una è quando tu sei presidente e quindi ti assumi oneri e onori, e qua torniamo al discorso anche attuale, giusto? Ok? E l'altro è quando sei una persona normale che viene trattato come una persona normale. Questo. Quindi Nino era una brava persona, il presidente In quel caso non era da condannare, come era stato elogiato nei momenti in cui le cose andavano bene, la curva ti elogiava. Bisogna dire le cose come stanno. Allora, grazie a Concetto Mannisi, Angelo Gagliano, Totò Calì, grazie Nino Pulvirenti. Ci volevano altre 3 trasmissioni per parlare di tutte le cose che abbiamo lasciato nel cassetto. Grazie per essere stato qui, Presidente. Adesso chiudiamo questa parte di trasmissione, subito dopo la buona notizia con Assia La Rosa, e chiudiamo la puntata di oggi del Punto. Grazie a tutti.
Rientriamo dopo la pubblicità, come abbiamo detto, adesso è tempo di buona notizia, come sempre ogni sabato raccontiamo queste micro storie che arrivano dal territorio, dalla città, e lo facciamo sempre in compagnia di Assia La Rosa, che poi è quella che le procura queste buone notizie, le raccoglie, insomma. Buonasera, Ciao Assia, come va? buonasera, è tempo di buone notizie. Oggi Buone notizie. parliamo Pasquali, di... no? No, Pasquali. no. Oggi parliamo di recupero attraverso la giustizia riparativa e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio attraverso il progetto Fai Tua Aspetta un la attimo. nostra città. Mi sembra una cosa difficilissima. E invece è una Racconta, cioè, due parole. E Cos'è? invece è una cosa molto semplice. Abbiamo oggi, intanto salutiamo le nostre ospiti, Maria Pia Fontana, direttore UDEPE di Catania, ufficio di esecuzione penale esterna del capoluogo etneo, e Maria Licata, capo delegazione Fai Catania. Fondo Ambiente Italiano. Una sinergia insieme al Comune di Catania nata per formare degli speciali ciceroni proprio per le giornate FAI, per accogliere e raccontare a turisti, visitatori e cittadini i nostri beni storici e paesaggistici. Un po' quello che fanno i ragazzini, no? Con le scuole, però... Però i ciceroni, avvocato Licata, chi sono? I ciceroni, e non solo nelle giornate, sono state delle persone che erano in affidamento in prova ai servizi sociali, cioè una delle modalità di espiazione delle misure alternative alla pena, e quindi una parte di questo progetto è stato dedicato a raccontare le bellezze della nostra città, grazie anche al supporto del Comune che ci ha dato e ci ha consentito l'apertura di beni che solitamente restano chiusi, per cui questi ciceroni speciali hanno consentito, oltre che in giornate di primavera, anche in altri fine settimana, a chi volesse vedere questi posti solitamente chiusi di poterli visitare, raccontandone la storia. Dottoressa Fontana, giustizia riparativa e bellezza ritrovata, qual è poi il vero obiettivo di questo progetto? Allora, più che giustizia riparativa, mi permetto giustizia restitutiva riparatoria per la collettività, perché ogni reato, ogni illecito, come tutti noi sappiamo, ha una vittima in carne ed ossa che non ci possiamo dimenticare, però in senso diffuso la vittima è anche la collettività, è anche il territorio, è anche la società ferita dal reato, e allora questa iniziativa ha dato modo alle persone segnate dall'errore di recuperare una quota parte della loro identità, della loro anche autostima, facendo qualcosa di buono per il territorio. In questo fare qualcosa di buono a scopo restitutivo, riparativo, chiaramente si sono riappropriati delle radici culturali e del patrimonio storico di questa comunità. Luca, l'obiettivo è quello di creare vere e proprie comunità responsabili, e in aula per il percorso di formazione etico come volontari entrano magistrati, professionisti, professori universitari. Avvocato Licata, raccontiamo, fino ad oggi sono stati 24 i ciceroni formati, che percorso fanno? Allora, il percorso è un percorso di interazione. I nostri volontari, i volontari del Fondo Ambiente, vengono dalla società comune alla società civile, e quindi cosa ha fatto la delegazione Fai di Catania? Noi abbiamo aderito al progetto Dando, che è il nostro specifico. Abbiamo formato questi speciali ciceroni, abbiamo fatto un monte ore, abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto delle ore nelle quali abbiamo spiegato da un punto di vista giuridico la valenza del patrimonio storico artistico, e poi abbiamo raccontato la storia della città. Abbiamo fatto delle passeggiate nel tempo, cioè abbiamo fatto attraversare la città e abbiamo raccontato come da piccola colonia greca sia arrivata ad oggi. Cioè Quindi, dei veri e propri corsi di formazione. assolutamente sì, ma perché una città, allora il patrimonio di una città, la bellezza di una città è l'espressione della comunità. I luoghi li creano gli uomini e li abitano gli uomini, è la forza del contesto che noi viviamo, quindi è una cosa che facciamo tutti insieme. E nel farla tutti insieme dobbiamo conoscerne la storia, così andiamo avanti e proiettiamo anche, perché questi ciceroni hanno poi in giornata di primavera incontrato i veri e propri ciceroni del FAI, che sono gli studenti, che hanno anche interagito con loro, e allora capire che è una buona notizia questa, capire che anche da un errore non significa la fine, né per l'individuo né per la collettività. Una collettività matura è una collettività che sa recuperare, che sa guarire le sue ferite e andare avanti. E sa restituire. Andando avanti. La domanda che faccio ovviamente, e che magari si fanno i telespettatori che vi stanno ascoltando, è:
Ma che tipo di reati hanno questi ciceroni? Allora, la tipologia di reato è molto varia, ovviamente, però si tratta di situazioni che non rivestono allarme sociale, perché coloro che beneficiano dell'affidamento in prova comunque hanno delle pene contenute e soprattutto danno garanzie di affidabilità. E ci terrei a dire che la loro condanna non si è esaurita nel portare avanti le attività del progetto FAI, ma ha previsto un pacchetto nutrito di regole e di prescrizioni che hanno contribuito a integrare un po' il senso di responsabilità che doveva essere ricostituito. Possiamo fare degli esempi magari? Dei vincoli negli spostamenti, dei vincoli degli orari, degli obblighi di lavoro, prevalentemente reati contro il patrimonio, prevalentemente, questa è la tipologia più ricorrente. Stando a contatto poi con altre persone, certo, ovviamente diventa certo, tutto con molto più... un target anche di pena residua contenuto di 1, 2 anni, 3, massimo 4, però voglio dire, ecco, non sono persone che rivestono allarme sociale o che possono suscitare preoccupazioni, anzi sono persone che hanno in qualche modo espresso un bisogno, un desiderio di riavvicinarsi a un contesto ferito e di recuperare quella quota parte di identità danneggiata dal reato. Quindi qualcuno di loro, nel testimoniare anche il suo vissuto a seguito dell'esperienza, ha detto: è stato bello per me potermi sentire di nuovo una persona per bene, che fa del bene agli altri. A proposito di buona novella, a proposito di buona, no? Infatti Luca, abbiamo proprio un contributo video che è la testimonianza dell'edizione 2022, ricordiamolo, adesso è in corso il work in progress, il cantiere della terza edizione, e siamo proprio nella chiesa di San Nicolò l'Arena durante le giornate FAI di primavera. Tengono le candelore. Esattamente, infatti raccontavano questi speciali ciceroni proprio la storia delle candelore durante una delle iniziative del Fondo Ambiente Italiano. Allora, vediamo il contributo. Lezioni con la dottoressa ho avuto un certo stimolo, un certo interesse, perché alcune cose non hai di solito quell'attenzione e non ti rendi conto di quello che davvero è la nostra città anche a livello monumentale, quindi grazie a questo percorso ho potuto apprezzare quanto c'è di bello nella nostra città a livello monumentale, anche appunto a livello storico, quindi sicuramente è un'iniziativa molto formativa ed interessante. Bene, una testimonianza calda di questo progetto che FAI restituisce tua poi, alla no? nostra Anche... città. Infatti io volevo chiedere all'avvocato che poi è capodelegazione del FAI di Catania, questo percorso di socializzazione che restituisce valore al territorio, com'è nata quest'idea, com'è nata l'idea di mettere insieme questi 3 partner? Allora, l'idea nasce un po' dal mio personale background, perché io sono un avvocato penalista, e quello che dispiace nella percezione sociale è che il crimine sia uno stigma che resti sempre nelle persone. C'è una difficoltà in quest'epoca storica nel comprendere che in realtà un errore, un fatto che può costituire un incidente di percorso nella vita di un individuo, che può avere le causali più diverse, non è una giustificazione, non significa in uno stato di diritto la fine di quell'individuo, perché tutti insieme siamo parte di una comunità, è come se fosse un grande corpo umano. Se si ammala una parte, ricorriamo, non la eliminiamo, non procediamo all'amputazione, cerchiamo di guarirla, prima cerchiamo di prevenire, ma poi dobbiamo curare, e poi quella parte deve ritornare a fare parte della collettività.
E perché questo interessa la valorizzazione del patrimonio storico e culturale? Interessa perché il patrimonio sono le persone che lo hanno creato. E che è poi quello che cerchiamo di fare con questa buona notizia, anche quella di sdoganare stereotipi. Questo diciamo è un tema abbastanza importante, perché chiaramente il condannato resta nell'immaginario collettivo, come dice l'avvocato, una macchiato e persona bollato, stigmatizzata, bollata, e quindi insomma il tema è abbastanza delicato. Però credo che anche con questa leggerezza con cui noi stiamo raccontando questa buona notizia, credo che debba servire anche a scuotere un po' le coscienze di chi ci ascolta, non solo in questo caso dei condannati, ma in generale di chi sbaglia. Insomma, no? Anche qui lo potremmo estendere a tutti i campi della nostra vita. Molto spesso accade, che ne so, vediamo il fenomeno dei social, molto spesso etichetta, condanna in qualche modo, e allora probabilmente avere chi crede nella buona fede in questo caso magari aiuta anche a riprendersi. Assolutamente, infatti io volevo chiedere alla dottoressa Fontana quali sono le ricadute psicologiche, anche emotive, no? In questi ciceroni. Guardi, è un progetto molto bello perché crea intanto appartenenza al proprio territorio, quindi crea legame, crea condivisione, e a una comunità a cui ci si lega è più difficile reiterare un'azione comunque dannosa, per cui è un progetto che ha anche una finalità preventiva, di prevenzione della recidiva. E poi sul piano simbolico vorrei dire questo: l'identità di ciascuno di noi in quota parte è un'identità collettiva, perché affonda le radici nel proprio territorio. Recuperare la storia pregressa delle generazioni che ci hanno preceduto significa anche creare riconoscenza rispetto al patrimonio di tesori, di cultura, di tradizioni che questo nostro contesto ci dà, e significa anche rielaborare in senso appunto simbolico e metaforico quella identità biografica, la storia biografica, che se non è compresa e capita rischia di portare a degli automatismi nei comportamenti. Quindi questo lavoro di scavo, di recupero è assolutamente positivo. E poi c'è anche benefico. Grazie. C'è anche una funzione di utilità sociale, perché il comune mette a Certo. disposizione di FAI e UDEPE dei beni che molte volte rimangono a porte chiuse. Guarda, questa storia del FAI, ne parliamo sempre, anzi grazie non solo a questi volontari ciceroni, insomma, che scegliete voi, ma a tutti i volontari del FAI, compresi i ragazzini che studiano, si preparano e ci raccontano i beni del FAI in maniera eccezionale. Quindi, se mi posso permettere, una novità dell'ultima edizione è stata anche l'estensione della collaborazione con la Procura Generale, perché questo progetto è diventato prassi virtuosa di trattamento rieducativo dei soggetti condannati italiani, tant'è che è stato considerato un modello di best practice in occasione delle visite dei referenti e le procure di Tessalonica e Creta qui in Italia. Cioè parte da Catania? È parte da Catania, quindi è diventato anche un progetto che ha avuto una sua visibilità e anche notorietà anche fuori dal perimetro di questo paese. Ci sono delle repliche da qualche parte grazie al modello Catania? Io mi auguro intanto di estenderlo nel territorio dell'intero distretto di cui l'UDEPE è competente, quindi anche Siracusa, anche Ragusa, di modo che veramente questo piccolo seme che abbiamo piantato nella nostra città possa propagarsi in piante virtuose anche altrove, e speriamo bene. L'avvocato Licata ne voleva approfittare proprio per parlare delle giornate di primavera. Le vogliamo annunciare. Quella è la sua telecamera. Quindi sosteneteci, perché il prossimo fine settimana, il 23 e il 24, il FAI apre nuovamente la città con tutti i nostri volontari. Vi guideremo in un percorso bellissimo della Catania dal fine secolo ad oggi. Non mancheranno sorprese, non mancheranno momenti interessanti e neanche passeggiate. Ci riapproprieremo di qualche luogo che in questo ultimo periodo è stato raccontato per eventi non bellissimi, ma che sono invece luoghi della nostra città e che vanno vissuti con consapevolezza e amore. Io ringrazio voi, perché raccontare buone notizie oggi è più difficile che raccontarle cattive, però il cambiamento parte dalle buone notizie. Facciamo una fatica ogni volta. Anche perché ricordiamolo, l'avvocato ha un'altra vita professionale e fa tutto questo come volontaria, quindi lei e i suoi ragazzi sono veramente
No, li scegliete bravissimi. i ciceroni? Ecco, un'altra curiosità prima di chiudere. Allora, è chiaro che c'è sempre, questo ci tengo a dirlo e la ringrazio per la domanda, c'è sempre un lavoro di squadra all'interno dell'UDEPE tra i funzionari di servizio sociale che preparano queste persone, le motivano e le selezionano. Per cui dietro il lavoro di staff che voi avete visto tra volontari, i nostri ciceroni, c'è un lavoro interno all'ufficio di selezione anche delle persone, per cui non tutti ovviamente i nostri condannati hanno queste caratteristiche tali da poter essere inseriti. È un lavoro accurato di cui io sono molto orgogliosa e che vede una grande professionalità e un grande lavoro anche di accompagnamento in itinere di questi progetti individuali. Senti, io ti faccio una battuta e chiudo, sai che questa è una trasmissione che poi fondamentalmente si occupa di politica molto spesso, giustizia, politica, eccetera, eccetera, inchieste. Non ve li prendete questi affari ciceroni, mi raccomando, questo per favore, perché sennò, grazie, prego. Io chiuderei ringraziando le nostre ospiti veramente per il tempo speso qui per raccontare buone notizie, e chiuderei con un messaggio: fai tua la nostra città. È un messaggio non solo legato al progetto, è un messaggio etico legato alla vita quotidiana di tutti i giorni. Ne abbiamo bisogno. Oggi abbiamo parlato di Catania, abbiamo parlato di questo splendido progetto e continueremo a raccontare buone notizie. Cioè, questo è un impegno ormai che abbiamo preso con la collettività, quindi Grazie. insomma ci dovete sopportare e a noi ci piace raccontarvi. Allora, grazie a Rassi alla Rosa, grazie a Maria Pia Fontana, direttore dell'UDEPE. Che significa? Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Catania, Difficile. Ministero Giustizia. Difficilissimo. Grazie all'avvocato Maria Licata. Allora, ritorniamo noi sabato prossimo, ricordiamo le giornate del FAI e noi ovviamente sabato prossimo non parleremo di FAI, ma molto probabilmente parleremo di Carovoli, quindi che è una cosa che ci sta molto a cuore, però insomma ne parleremo e vi racconteremo tutto sabato prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di fine settimana a tutti, ciao! Arrivederci.